Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Signor Sindaco, allora questa presa di posizione per quanto riguarda il problema legato alle luci, ma in generale quella che è la situazione del momento, no? Una cosa importante da sottolineare che lei ci dirà non è una protesta solo formale, ma è una protesta importante, no? Per far capire la situazione del momento. Sì, diciamo che può sembrare una protesta, ma è semplicemente un conto economico, è un conto facilissimo da fare, come da padre di famiglia. In questo momento sono sindaco, ma nulla toglie che comunque i conti bisogna fare con il totale alla fine. I soldi sono finiti, nel senso che il bilancio del comune ha una certa cifra che viene imposta nello storico, e in queste poste vanno messe le spese correnti. L'anno scorso si era stabilito di mettere un 20% in più per la quota energia, quindi pubblica illuminazione, gas, eccetera eccetera. Questo 20% non è stato sufficiente, ci siamo trovati a fare dei conti incredibili. Negli ultimi mesi siamo riusciti a raddoppiare le bollette e quindi ci siamo ritrovati a mettere 100.000 euro in più, che per un bilancio del comune di Mariacque è quasi il 10%. A questo punto il conto economico è passato al 188% in più, ed è semplice capire che i soldi non ci sono. Da qui arriva questa decisione che non è semplice, non è stata semplice da fare, però è stata l'unica soluzione possibile. I nostri impianti non permettono altre cose diverse da accendere a orari, a fasce orarie, eccetera eccetera, quindi abbiamo scelto la scelta più drastica. A mezzanotte si spegne, quindi il tempo saranno 6 mesi, questo ci permetterà di risparmiare ovviamente il 50% nei prossimi 6 mesi, cosa che ci permetterà di chiudere il bilancio del 2022 e andando nel 2023 cercando di andare a pareggio. Noi abbiamo fatto questa scelta perché i nostri impianti non ci permettono null'altro, altri comuni fanno altri tipi di scelte, comunque siamo arrivati alla fine della strada per tutti gli 8.000 comuni italiani. I soldi sono finiti e da Roma ci aspettiamo un importante contributo, perché manca il 20% di tutti i bilanci del comune d'Italia. Senta, per quanto riguarda invece la problematica legata alla sicurezza con lo spegnimento delle luci, lei cosa risponde? In questo momento qua noi abbiamo un impianto che più che altro rileva le targhe e ovviamente delle telecamere. È evidente che in alcuni incroci, quelli più importanti, l'abbassamento della luminosità, ci sarà un deterioramento sulle immagini, ovviamente le telecamere riprenderanno non bene, diciamo così, però questo non inficia sul fatto anche della lettura delle targhe. E vorrei ricordare una banalità, no? Quando comunque si attraversa una città o un paese buio, i fari sono accesi perché siamo di notte, quindi le telecamere funzionano e riprendono esattamente quello che riprendevano con le luci accese. Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura. Punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura.